Ciao, sono Stefania Capanerutto, sono la titolare del centro estetico Lomi Lomi qui a Belfiore di Pramaggiore. Adesso vi illustro il mio centro estetico. Da noi potrete trovare doccia e lettino solare a bassa pressione, ricostruzione unghie con metodo gel, trattamenti alla mano, manicure e pedicure, trucco giorno, sera e sposa. Siamo specialisti in massaggi rilassanti come hawaiano e californiano, tecniche ayurvediche, trattamenti rimodellanti corpo e microlifting viso. Il nostro staff è a vostra disposizione. Vi aspettiamo, veniteci a trovare! Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna stampa di Tele Veneto Orientale. Come sempre andiamo a dare uno sguardo alle notizie nazionali prima di addentrarci in quelle locali che ci riguardano più da vicino. Per quel che riguarda il contesto italiano partiamo con la Repubblica e a Monti, Europa debole, ora agisca. Vertice a Parigi, l'Italia ha fatto il massimo, lo spread tocca quota 530. Piena intesa con Sarkozy, il 20 a Roma, summit a 3. Stati Uniti, cala la disoccupazione, il nuovo blitz della finanza a Portofino. Spostiamoci ora nel nostro territorio, quindi a dare un'occhiata più da vicino al Veneto orientale e lo facciamo con la Nuova di Venezia e Mestre, andando a vedere la prima pagina. Dunque si parla di Venezia, la regata delle Befane, falò in provincia, addio alla veccia, rubate le calze dei bimbi a San Donà. Intanto c'è anche un titolo, il titolo di prima pagina, si parla di Mestre, Comune, rivoluzione a Mestre, un piano per risparmiare, nuova dislocazione degli uffici. Passiamo nel taglio basso sempre della prima pagina della Nuova di Venezia e Mestre di quest'oggi. Troppe risse, chiuso un bar, Torre di Mosto, contestata la presenza di pregiudicati. Andiamo all'approfondimento interno alle pagine della Nuova di Venezia e Mestre, in particolare sul territorio del Portogruarese. E all'interno proprio del Portogruarese c'è il titolo di primo piano riguardante San Stino. 6 treni in tilt ieri mattina, lunghi ritardi e proteste. Un guasto tecnico poco dopo le 7 ha rallentato il traffico sul binario verso Venezia. L'inconveniente tra San Stino e Lison di Portogruaro risolto solo verso le 10. Piave. Restiamo sul Gazzettino, questa volta però ci concentriamo nel Portogruarese. Si parla di viabilità, concentrandoci proprio su Portogruaro. Viabilità, via Garibaldi così non va. L'inversione del senso di marcia fa discutere i residenti. Le recenti modifiche non agevolerebbero l'afflusso di clientela. E ancora sul Portogruarese, nel taglio basso del Gazzettino, su Maga, polemiche sulla Cereal Docs, comitati anticentrale si appellano alla regione. A chiudere, Bibione, un'apposita sezione della nuova guida turismo a misura di teenager. Nel taglio basso di cronaca, ladri in casa, notte di terrore. Sovernigo, coppia rientra e mette in fuga i banditi. Di spalla 50.000 euro a Romano, in Veneto nessun biglietto milionario. Andiamo nelle pagine interne, in particolare a Ponte di Piave. Malviventi fanno razzia dei regali delle feste. Furto in appartamento, rubati tutti i regali acquistati per celebrare le feste. Notte di Natale amara per una giovane coppia convivente ponte piavense che ha subito la violazione della propria abitazione da malviventi che hanno trafugato tutto quello che sono riusciti a trovare di valore, compresi tutti i pacchetti natalizi preparati per essere scartati l'indomani.
Andiamo a dare un ultimo sguardo alla cronaca, andiamo anche nella spalla della Gazzetta e dunque sempre nella prima pagina della Rosea. Ripartenza, anche qui c'è il ritorno in campionato della massima serie italiana. Allegri-Conte nel confronto, vince il primo. Massimo Allegri in 6 partite dopo la sosta non ha mai perso. Antonio Conte 2 vittorie e 2 KO. A chiudere 2 notizie di spalla, la storia viva l'onestà, Farina invitato al Pallone d'Oro. A chiudere, ieri ha giocato la Serie B, l'ultimo turno del girone d'andata. Il Pescara di Zeman vola, intanto il Torino frena, Verona ok, Samp a picco e contestata. E con quest'ultima notizia relativa alla prima pagina della Gazzetta dello Sport di quest'oggi si chiude la prima parte della rassegna stampa e diamo ora la linea alle previsioni del tempo. Dopo aver visto il meteo, diamo uno sguardo all'oroscopo di quest'oggi. Relax. E con l'oroscopo dunque si chiude come di consueto la rassegna stampa di quest'oggi sabato 7 gennaio 2012. Vi ricordo che per chi avesse perso la prima edizione delle 7:45 vi sono anche le repliche lungo l'arco della giornata alle 10, alle 12 e alle 18. Non mi resta dunque che darvi come di consueto l'appuntamento per settimana prossima lunedì alla stessa ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.